per il coronavirus anche in Veneto con la task force dei medici di base, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Massima allerta, ma nessuna psicosi. Annuncio del Consorzio Venezia Nuova al tavolo in prefettura, paratoie del Mose in funzione dal 30 giugno in caso di maree eccezionali, probabilmente a partire da 140 centimetri. È pronto il piano per far brillare la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Marghera. Per circa 4 ore Venezia rimarrà isolata, prevista l'evacuazione di 3.000 persone. Minaccia l'edicolante con un taglierino e scappa a piedi con un fondo cassa di quasi 1.000 euro. Paura a San Donà, i carabinieri acquisiscono le immagini di videosorveglianza. Evidenti ancora i danni del maltempo di novembre a Cortellazzo e nella laguna del Mort tra Eraclea e Jesolo. Anche qui, rassicura il sindaco Zoggia, verrà effettuato il ripascimento. All'ospedale di Portogruaro entro l'anno nascerà la prima palestra aziendale, l'annuncio in occasione dell'avvio di alcuni lavori di restauro dell'edificio. Canti, danze e arti marziali. L'aeroporto di Venezia festeggia tra i passeggeri il Capodanno cinese e la crescita dei flussi di viaggiatori in arrivo dall'estremo oriente. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Allerta per il coronavirus anche in Veneto con la task force dei medici di base, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Massima allerta ma nessuna psicosi, dicono i sanitari. Sentiamo. Di fronte ai nuovi morti registrati in queste ore in Cina a causa del coronavirus, la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia corre ai ripari, diramando ai camici bianchi tutte le informazioni sulla malattia, dalla descrizione dei sintomi ai percorsi igienici da affrontare in caso di emergenza. Una situazione di allerta, avvertono gli stessi medici, ma non di allarme, che interessa soprattutto le città vicine agli aeroporti internazionali, per il Veneto, Venezia, ma anche Treviso e Verona. Una task force, al momento quindi solo informativa, che riguarda tutti gli ambulatori di famiglia del territorio regionale. Noi abbiamo attivato tutta l'organizzazione in modo che appena arrivino le disposizioni vengano diffuse ai medici di famiglia. È giusta la sorveglianza, ma la psicosi deve essere contenuta perché può essere più pericolosa della malattia stessa. Il coronavirus, confermano le autorità cinesi, fa parte della stessa famiglia della SARS e quindi può mutare e propagarsi facilmente. Quanto ai sintomi, sono praticamente sovrapponibili con quelli portati dall'influenza. Anche per questo i consigli sono quelli di sempre, soprattutto per chi si deve mettere in viaggio: lavarsi le mani, mangiare cibi cotti, bere acqua in bottiglia, evitare i luoghi affollati. Fondamentale quindi il ruolo del medico di base che conosce le storie personali dei pazienti. Nella pratica quotidiana applicare quello che applichiamo sempre, cioè l'attenzione al paziente nella sua complessità, perché a parte perché il rischio di questa situazione è che si creano degli allarmi ingiustificati. I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno comunicato al tavolo riunitosi oggi in prefettura che il cronoprogramma del Mose prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie a partire dal prossimo 30 giugno in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha quindi spiegato che il cronoprogramma preciso del Mose sarà consegnato agli amministratori in occasione della prossima riunione del tavolo che dovrebbe tenersi a fine febbraio. C'è stato confermato che il cronoprogramma c'è e che il completamento dell'infrastruttura rimane fissato per fine 2021, anche se da giugno, in caso di emergenza, si potranno alzare tutte le paratoie, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato all'uscita dal tavolo informativo appunto sul Mose. È pronto il piano per far brillare la bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata la scorsa settimana a Marghera. Per circa 4 ore Venezia verrà isolata, prevista l'evacuazione di circa 3.000 persone. Bomba Day il 2 febbraio. È un'autentica mobilitazione generale quella che si annuncia per domenica 2 febbraio tra Venezia e Mestre. Al centro delle operazioni ci sarà la bomba d'aereo ritrovata una settimana fa da alcuni operai impegnati in un cantiere in via Ferraris a Marghera. Poco più di 220 kg, di cui 129 di tritolo, rimasti sepolti per quasi 80 anni, risalenti ai bombardamenti subiti da Porto Marghera durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il piano di intervento predisposto dagli artificieri dell'esercito dell'8° reggimento guastatori paracadutisti Folgore di Legnago inizierà alle 6 del mattino con un'evacuazione che interesserà un raggio di 1 chilometro e 860 metri della zona circostante, abbastanza per arrivare in Viale San Marco e in Via Forte Marghera, un'operazione che coinvolge circa 3.000 persone. A qualche centinaio di metri da dove è stata ritrovata la bomba si trova anche il Ponte della Libertà, per cui niente treni o auto, chiuso al traffico anche l'aeroporto Marco Polo, fermi alcuni stabilimenti con impianto a ciclo continuo di Marghera e le banchine del porto. A pochi passi dall'ordigno c'è peraltro anche la Fincantieri. L'intervento durerà al massimo 4 ore. Alle 7:30 entreranno in scena gli artificieri. Tolta la spoletta, l'ordigno passerà alle cure della Marina Militare, che lo condurrà in mare uscendo dalla laguna attraverso la bocca di porto di Malamocco. Sarà proprio in mare aperto a circa 5 metri di profondità che un artificiere sub farà brillare la bomba con una carica. Un uomo con il volto parzialmente coperto da un cappellino questa mattina ha commesso una rapina ai danni di un'edicola in villaggio San Luca, San Donà di Piave. Il bandito ha minacciato il titolare con un taglierino e poi si è fatto consegnare il fondo cassa pari a circa 900 euro. Dopo il colpo l'uomo si è allontanato a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno acquisendo le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. E siamo ora alla pagina politica. Luigi Di Maio ha lasciato la guida del Movimento 5 Stelle al termine di una giornata seguita con particolare attenzione anche dal gruppo regionale del partito a Venezia. I primi a saperlo direttamente dall'interessato all'inizio di una delle giornate più lunghe della carriera politica di Luigi Di Maio sono stati i ministri e viceministri del Movimento 5 Stelle. A loro, riuniti in vertice a Palazzo Chigi, il ministro degli esteri ha comunicato la decisione di abbandonare la guida del movimento. Nessun pericolo sulla tenuta del governo è stato il mantra ripetuto nelle ore seguenti a tutti i livelli dell'esecutivo, con l'invito tra i pentastellati a mantenere l'unità del partito, pena una condanna all'irrilevanza politica. Poche ore dopo Di Maio parla in pubblico. E adesso posso dire di aver portato a termine il mio compito. Da oggi inizia per il Movimento 5 Stelle il percorso per gli Stati Generali del Movimento, i primi della nostra storia. Oggi si chiude un'era ed è proprio per l'importanza di questo momento, per l'importanza che ha questo discorso che ho deciso di leggerlo e vi confesso che ho iniziato a scriverlo un mese fa. Per l'annuncio ufficiale Di Maio ha scelto la presentazione dei facilitatori regionali, ovvero di coloro ai quali è affidato il compito di lavorare sul territorio affinché il movimento possa far crescere la sua organizzazione in ogni singola regione. E proprio dalla regione, qui in Veneto, il gruppo consiliare del partito a Palazzo Ferrofini segue l'evolversi della situazione. Siamo sereni dal nostro punto di vista per il nostro percorso delle regionali, eccetera, eccetera. Questo non va a toccare la nostra attività qui in Consiglio regionale né in prospettiva delle regionali. Fa parte di un percorso, logicamente ci sorprende, però comunque erano uscite delle indiscrezioni per cui eravamo da un certo punto di vista preparati a questo e credo che anche lui abbia preparato, un percorso in maniera più indolore possibile. Luigi Di Maio è uno dei più inflessibili sostenitori della revoca della concessione di autostrade per l'Italia e a fine giornata Atlantia ha conquistato la maglia rosa a Piazza Affari, in scia a quelle che erano ancora voci di dimissioni. Il titolo della holding della famiglia Benetton è avanzato del 2,3%. Elezioni regionali 2020, dal congresso generale della CISL del Veneto un insieme di proposte e riflessioni sui temi per tutelare lavoratori e pensionati veneti. I giovani, gli anziani e l'emergenza demografica. La CISL si interroga e pone alcuni grandi temi alla politica in vista delle prossime elezioni regionali. Un pacchetto di proposte su temi e progetti ritenuti prioritari per tutelare gli interessi dei lavoratori e dei pensionati veneti, soprattutto alla luce dello scenario che si prospetta con il cambiamento demografico. Qui riteniamo che vadano fatte delle scelte ora, subito, perché il cambiamento demografico di questa regione ci dice che nel giro di 10-15 anni saremo una regione più vecchia, meno popolata, con sempre meno giovani e quindi questo rischia di mettere in discussione anche il nostro modello di sviluppo. Di qui una serie di priorità che la CISL intende sottolineare. Primo, serve un'alleanza per i giovani in questa regione per rendere questo territorio attrattivo per i giovani perché investano qui e restino nel paese.
Secondo, serve un'alleanza per gli anziani, per l'invecchiamento attivo. Terzo, serve un'alleanza per la comunità, per le comunità venete. Temi locali, quelli affrontati nel Consiglio generale, ma anche nazionali, a partire dalla riforma del fisco e lo sviluppo del paese. Noi non possiamo arrenderci che il nostro sia un paese a crescita zero, quindi è da cambiare la politica sulla crescita, sono da sbloccare quasi 100 miliardi tenuti lì fermi da anni, già stanziati per medie e grandi opere infrastrutturali, e investire in innovazione, in ricerca, in formazione. Torniamo a parlare ora dei danni del maltempo di novembre sulla costa veneziana, in particolare a Cortellazzo e nella laguna del Mort tra Eraclea e Jesolo, ed anche qui, assicura il sindaco di Jesolo, verrà effettuato il ripascimento e una pulizia profonda. Vediamo. Non solo le spiagge attrezzate sono state devastate dal maltempo di metà novembre, fotogrammi di una situazione ancora irrisolta arrivano da Cortellazzo alla foce del Piave e dalla laguna del Mort, il lembo di terra tra Jesolo e Eraclea che anni fa Legambiente aveva inserito tra le 11 spiagge più belle d'Italia. Complice la forza del mare, in questa zona i danni sono evidenti, molto il materiale riversato in spiaggia e nella pineta, sui gradoni anche i resti di quello che sembra un maiale o un cinghiale, difficile capire da dove arrivi. Insomma, ci sarà da fare un grosso lavoro, soprattutto per i tecnici Veritas e della società Jesolo Patrimonio. È peccato che vada in qualche modo rovinata, perché diciamo ci sono delle piante e anche una fauna che è in via di estinzione, quindi sicuramente è una zona che andrebbe tutelata un po' meglio. Servirebbe, come al solito, quello che serve sono più persone che controllino, ma quindi automaticamente più mezzi finanziari. Insomma, sempre una questione di risorse che riguarda il ripascimento sull'intera costa jesolana interessata dal maltempo, spiagge attrezzate comprese. Anche per questo la sabbia sarà distesa solo a inizio maggio, così da evitare brutte sorprese. Abbiamo visto che statisticamente, per essere relativamente tranquilli, che non vengano grosse mareggiate, deve arrivare almeno a maggio, perché anche aprile, marzo, aprile siamo a rischio. Appena siamo un po' tranquilli, quindi verso maggio, primi di maggio, la distendiamo e quindi gli operatori possono tranquillamente fare la stagione. Pubblicità, ora linea alla regia, restate con noi, subito dopo torneremo per parlare del crack delle banche popolari venete. E rieccoci in studio con il telegiornale di Venezia. Si è parlato del crack delle banche popolari venete oggi in Consiglio regionale, ospite il giornalista Renzo Mazzaro che all'argomento ha dedicato la sua ultima pubblicazione. L'argomento è popolarissimo e allo stesso tempo paradossalmente semisconosciuto, una contraddizione solo apparente perché il crack delle banche popolari venete si muove spesso su terreni tecnici talmente complessi da risultare incomprensibili ai più. Fare ordine e chiarezza in una situazione confusa è lo scopo dell'ultimo libro di Renzo Mazzaro, giornalista e scrittore tra i più attenti osservatori della realtà veneta. Le persone, secondo me, hanno un'idea vaga, se tu ci parli assieme. Sì, è successo che 2 banche sono fallite, tanta gente ha perso i soldi, ma il perché, il per come resta confuso. Un mare magnum di cose che sono state scritte e che sono disperse in 1000 fonti. Se il processo della Banca Popolare di Vicenza è arrivato in aula, quello di Veneto Banca è ancora alle richieste di rinvio a giudizio. Ma comunque le indagini che continuano ad aprirsi, si tratti di aggiotaggio o ostacolo alla vigilanza, sono indagini che Mazzaro definisce periferiche. Periferici alla domanda chiave di dove sono finiti i soldi, perché qui i soldi sono scomparsi, chi li ha presi tu potresti saperlo soltanto attraverso un processo per bancarotta. Ma il processo per bancarotta si può fare soltanto se c'è stata una dichiarazione prima di stato di insolvenza delle banche e non c'è ancora. In attesa di quelle dei tribunali c'è però una sentenza che probabilmente non solo è stata già emessa, ma è anche passata in giudicato. Il Veneto si è autoassolto. Il Veneto si autoassolve perché io dico che eravamo tutti dentro a questo sistema. Ci si può chiedere appunto perché è successo nel Veneto, perché 207.000 persone hanno perso tutto
Eravamo dentro a un sistema che distribuiva i soldi, chi più chi meno li avevamo tutti, chi era fuori erano solo, dico, le parti marginali della società veneta. Quelli hanno preso proprio una stangata, diciamo, la macelleria sociale è avvenuta lì. E a proposito dei risarcimenti ai truffati dalle banche, c'è stato un incontro oggi a Padova tra i funzionari della Consap e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Alcune domande hanno ricevuto risposta dal faccia a faccia a Padova tra gli ispettori del FIR, il fondo indennizzo della Consap, chiamato a risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, e le associazioni che li rappresentano. Primo punto fermo, nessuna domanda, neppure le 4.000 già inviate, sarà cancellata. Tutte le domande vengono salvate. È importante la precisazione che in caso di mancanza di qualche documento o di imprecisione, la Consap poi prende contatto, appunto manda un'email con cui si invita a regolarizzare la documentazione. Tirato un sospiro di sollievo dopo le voci girate con insistenze di possibili cancellazioni, molti i dubbi chiariti. Sono state chiarite alcuni aspetti per quanto riguarda la rivalutazione e le azioni ereditate, quindi le successioni. Quindi adesso diciamo che abbiamo tutte le indicazioni per procedere con la massima tempestività. Alle associazioni un'altra buona notizia: per la presentazione della domanda c'è più tempo. La legge di stabilità ha previsto lo slittamento, quindi la proroga di 60 giorni per la presentazione della domanda, quindi il termine ultimo ad oggi è fissato nel 18 aprile del 2020 di quest'anno. Tutte le domande già inviate, nessuna delle domande è stata cancellata o si è perduta, tutte le domande sono archivate in cloud, quindi verranno tutte analizzate, tutte istruite e tutte esitate. Per qualsiasi dubbio il punto di riferimento è il portale del FIR. Dagli ispettori un invito ai risparmiatori: controllate regolarmente l'indirizzo di posta elettronica scritto nella domanda. Trasparenza sulla burocrazia, ma la richiesta resta ferma. Noi abbiamo sollecitato Consap a iniziare i pagamenti delle pratiche che hanno già verificato, cosa che faremo anche col governo. All'ospedale di Portogruaro entro l'anno nascerà la prima palestra aziendale. L'annuncio in occasione dell'avvio dei lavori per la ristrutturazione della mensa e della cucina. Panche, bilancieri, pesi, tapirulane e biciclette. In questa area verrà allestita la nuova palestra dell'ospedale di Portogruaro. La palestra verrà realizzata al termine della ristrutturazione della nuova mensa e della cucina. L'area oggetto dell'intervento è di circa 500 metri quadrati al piano terra dell'ospedale San Tommaso dei Battuti. Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 600.000 euro. Sì, è una novità nel pubblico, sicuramente da noi è una novità, è fortemente voluta dalla direzione ma molto apprezzata dai nostri dipendenti, i quali possono così svolgere attività fisica come andassero in una palestra, ma lo fanno nel proprio ambiente di lavoro. Questa palestra si aggiungerà alle 2 già adibite alle attività riabilitative, permettendo di fornire all'utenza un servizio migliore con apparecchiature all'avanguardia, senza tralasciare il benessere del personale aziendale. 100 metri quadri in più da poter utilizzare per i pazienti degenti e i pazienti ospiti ambulatoriali, ma soprattutto degli spazi che possono essere riutilizzati anche per i dipendenti di questa azienda per cercare un'attività fisica che dia loro un miglior benessere fisico. I numeri confermano il notevole lavoro svolto dalla medicina fisica e riabilitazione di Portogruaro per quanto riguarda l'anno da poco concluso. 270 ricoveri principalmente per patologie ortopediche e un totale di circa 70.000 prestazioni erogate sia a utenti esterni che interni. Il direttore generale Bramezza ha inoltre annunciato che anche negli ospedali di San Donà di Piave e Jesolo verranno messi a disposizione del personale aziendale spazi analoghi. Il 25 gennaio cade il Capodanno cinese, quest'anno nel primo segno zodiacale del Topo, una ricorrenza festeggiata anche quest'anno dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove è in crescita il flusso di passeggeri cinesi. La ricorrenza è stata festeggiata in collaborazione degli istituti Confucio all'Università di Padova e di Ca' Foscari, con canti, workshop, danze, arti marziali, concerti
realizzati con strumenti tradizionali. Ed era questa l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento con ore 13, con 20:10, scusate, subito dopo i nostri telegiornali serali. Questa sera si parlerà di anziani con Paolino Barbiero, segretario dello SPCGL di Treviso, e Giovanni Salemi, direttore della Casa di Riposo. È tutto per questa edizione veneziana dei nostri TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento con l'informazione di Antenna 3. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione ha ripreso pieno possesso del territorio, garantendo così condizioni ancora di tempo stabile. Vediamo la situazione di giovedì 23 gennaio. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile tuttavia qualche foschia e qualche addensamento sulle pianure, specie su quelle più meridionali della nostra regione. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo velato senza precipitazioni. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo sarà al massimo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.